Capitolo 3 del libro L'isola del tesoro di Robert Stevenson. La macchia nera. Verso mezzogiorno mi affacciai nella stanza del capitano con delle bibite rinfrescanti e delle medicine. Era sdraiato, più o meno come l'avevamo lasciato, solo che si era tirato un po' più su e sembrava debole, e allo stesso tempo eccitato. Jim, disse, tu sei l'unico qui a valere qualcosa, e sai che sono sempre stato buono con te. Non c'è stato mese che non ti abbia dato un pezzo da 4 penny d'argento tutto per te. E ora, amico mio, vedi come sono giù e abbandonato da tutti. Jim, mi porterai un goccetto di rum, vero, amico mio? Il dottore, cominciai, ma lui, con un filo di voce, scoppiò a maledire il dottore con foga. I dottori, tutti zucconi, disse. E quel dottore lì, andiamo, che ne sa della gente di mare. Sono stato in posti caldi come la pece, dove i compagni mi stramazzavano intorno per la febbre gialla, e il terremoto faceva sollevare la maledetta terraferma, che sembrava il mare. Che ne sa il dottore di paesi così? E ho vissuto di rum, ti dico. È stato per me cibo e bevanda, pane, marito e moglie. E se adesso non posso avere il mio rum, sono come un povero relitto arenato sotto vento, e il mio sangue ricadrà su di te, Jim, e su quello zuccone del dottore. E per un po' non fece che infilare un'imprecazione dietro l'altra. Guarda, Jim, come mi tremano le dita, proseguì, con voce supplichevole. Posso tenerle ferme, non ci riesco. È tutto il benedetto giorno che non bevo un goccio. Quel dottore è uno sciocco, lasciatelo dire. Se non avrò un sorso di rum, Jim, comincerò ad avere le allucinazioni. Anzi, ho già cominciato. Ho visto il vecchio Flint lì nell'angolo, dietro di te. In carne e ossa l'ho visto. E se mi vengono le allucinazioni, bada, sono uno che ha vissuto male. Farò un baccano del diavolo. Anche il tuo dottore ha detto che un bicchiere non può farmi male. Jim, per un bicchierino ti darò una ghinea d'oro. Si stava eccitando sempre di più, e questo mi fece temere per mio padre, il quale quel giorno era molto debole e aveva bisogno di tranquillità. Inoltre mi confortavano le parole del dottore appena ricordate, ed ero non poco offeso da quel tentativo di corruzione. Non voglio il vostro denaro, dissi, ma solo quanto dovete a mio padre. Vi porterò un bicchiere, poi basta. Quando glielo portai, lo afferrò avidamente e lo tracannò. Ah, disse, ora sì che va già meglio. E ora, amico mio, ha detto quel dottore quanto a lungo dovrei rimanere in questa vecchia cuccetta? Almeno una settimana. Sì. Tuoni e fulmini, esclamò. Una settimana? Non posso. Per allora mi avranno già messo addosso la macchia nera. Quei marinai da 4 soldi in questo momento staranno già virando di bordo per tagliarmi il vento. Marinai d'acqua dolce che non sono stati buoni a tenersi la loro roba e adesso vogliono sgraffignare quella degli altri. Ora, dico, ci si comporta così tra la gente di mare, vorrei sapere? Io invece sono uno che risparmia, non ho mai gettato al vento i miei soldi. Io né me li sono giocati. E gliela farò anche stavolta. Mica ho paura di loro. Mollo ancora una volta il terzarolo, amico mio, e li lascerò di nuovo con un palmo di naso. Mentre parlava, si era alzato dal letto, con gran difficoltà, afferrandosi alla mia spalla con una morsa che a momenti mi fece urlare, e muovendo le gambe come se fossero un peso morto. Le sue parole, così baldanzose, contrastavano penosamente con la debolezza della voce che le pronunciava. Quando riuscì a sedersi sul bordo del letto, si fermò. Quel dottore mi ha conciato bene, mormorò. Mi ronzano le orecchie, rimettimi giù. Prima che potessi fare qualcosa per aiutarlo, era di nuovo ricaduto nella posizione di prima, e rimase così, per un po', in silenzio. Jim, disse infine, tu hai visto quell'uomo di mare oggi? Black Dog? Chiesi. Ah, Black Dog, disse. Lui è uno cattivo, sai? Ma quelli che l'hanno mandato sono anche peggio. Ora, se per qualche ragione non riuscissi a fuggire e mi affibbiano la macchia nera, ricorda, è la mia vecchia cassa che vogliono. Tu monta a cavallo, sei capace, no? Bene, allora, monta a cavallo e vai da... Beh, se proprio bisogna. Vai da quell'inguaribile zuccone del dottore e digli di chiamare in coperta tutti i suoi, magistrati e compagnia bella, e di mandarli all'arrembaggio dell'ammiraglio Benbow, dove troverà l'intera ciurma del vecchio Flint, fino all'ultimo mozzo, tutti quelli che sono rimasti. Ero il primo ufficiale io, il primo ufficiale del vecchio Flint, e sono il solo a conoscere il posto. Me l'ha data a Savannah, in punto di morte, come fossi io adesso, capito? Ma tu non vai a spifferare niente, a meno che non mi danno la macchia nera o vedi di nuovo Black Dog o un uomo di mare con una gamba sola, Jim, soprattutto lui.
Ma cos'è la macchia nera, capitano? Domandai. È un'ingiunzione, amico mio, te lo dirò se arriva. Ma tu tieni gli occhi ben aperti, Jim, e giuro sul mio onore che faremo a metà. Continuò a vaneggiare per un po', mentre la sua voce si faceva sempre più flebile, ma quando gli diedi la medicina, lui la prese come un bambino, mormorando. Se mai un marinaio ha avuto bisogno di farmaci, quello sono io. Dopodiché cadde finalmente in un sonno profondo, simile a un deliquio, e lo lasciai solo. Cosa avrei fatto se tutto fosse andato per il verso giusto, non lo so. Forse avrei raccontato tutto al dottore, perché avevo una paura mortale che il capitano si pentisse delle sue confessioni e mi facesse fuori. Invece andò che il mio povero padre quella sera morì, all'improvviso, e tutto il resto passò in secondo piano. Il nostro comprensibile dolore, le visite dei vicini, l'organizzazione del funerale e tutto il lavoro della locanda da portare avanti nel frattempo mi tennero così occupato che a malapena avevo tempo di pensare al capitano e tantomeno averne paura. La mattina dopo, comunque, scese da basso e consumò i suoi pasti come sempre, anche se mangiò poco e temo beve più della sua solita razione di rum, visto che si serviva da sé direttamente dalla mescita, lanciando occhiatacce e soffiando col naso, senza che nessuno osasse contraddirlo. La sera prima del funerale era di nuovo ubriaco come prima, e in quella casa di lutto era scandaloso sentirlo cantare a squarciagola quella sua orribile canzonaccia marinaresca. Ma sebbene fosse così debilitato, ne avevamo tutti ugualmente una paura mortale. Oltretutto il dottore era stato chiamato d'urgenza lontano da lì, per seguire un ammalato, e dopo la morte di mio padre non doveva più venire dalle nostre parti. Come ho detto, il capitano era debole, tanto che sembrava, anziché riacquistare le forze, indebolirsi sempre di più. Saliva e scendeva le scale a fatica, andava avanti e indietro tra la sala e la mescita e ogni tanto metteva il naso fuori dalla porta per sentire l'odore del mare, appoggiandosi agli stipiti per reggersi e respirando a fatica, con affanno, come se si trovasse in montagna ad alta quota. Non si rivolgeva mai a nessuno, men che meno a me, e sono convinto che si fosse già dimenticato delle passate confidenze. Il suo umore era però più volubile, e a dispetto della debolezza fisica più violento che mai. Ora, quando era ubriaco, aveva il vizio di sfoderare il coltellaccio e posarlo sul tavolo. Ciononostante si interessava meno agli altri, piuttosto sembrava assorto nei suoi pensieri e persino un po' più svagato. Una volta, per esempio, con nostra grande meraviglia, si mise a cantarellare una melodia diversa, una specie di canzone d'amore bucolica che doveva aver imparato in gioventù prima di andare per mare. Questa era la situazione quando, il giorno dopo il funerale, verso le 3 di un pomeriggio gelido, pungente e nebbioso, me ne stavo un momento sulla porta, pieno di tristezza, pensando a mio padre. Fu allora che vidi un uomo avvicinarsi lentamente lungo la strada. Era evidentemente cieco, perché batteva con un bastone davanti a sé e una grande visiera verde gli copriva gli occhi e il naso. Era inoltre ingobbito, vuoi per l'età, vuoi perché esausto, e aveva addosso un enorme, logoro mantello da marinaio con un cappuccio che lo faceva sembrare deforme. Mai, in tutta la mia vita, ho visto una figura dall'aspetto tanto orribile. Si fermò a poca distanza dalla locanda e con una strana cantilena nella voce si rivolse all'aria davanti a sé. Non c'è un'anima buona che dica a un povero cieco che ha perduto il prezioso lume degli occhi nella nobile difesa della sua patria, l'Inghilterra, e di Re Giorgio, che Dio lo benedica, dove o in quale parte di questo paese egli ora si trovi? Siete all'ammiraglio Benbow, buon uomo, nella baia di Black Hill, dissi io. Sento una voce, disse lui, una giovane voce. Mi offrite la mano, mio gentile e giovane amico, e mi conducete dentro? Allungai la mano e quell'orribile creatura cieca, dalla voce affabile, l'afferrò come in una morsa. Tale fu la sorpresa che cercai di divincolarmi, ma il cieco, con una mossa fulminea, mi tirò verso di sé. E adesso, ragazzino, disse, portami dal capitano. Signore, dissi io, parola mia, non oso. Ah, disse sogghignando, e invece sì, portami subito dentro o ti spezzo il braccio. E così dicendo mi storse il braccio tanto da farmi urlare. Signore, dissi, è per voi che lo dico. Il capitano non è più in lui. Se ne sta seduto con un coltellaccio sguainato. Un altro signore, andiamo, su cammina, mi interruppe. Non avevo mai sentito una voce così crudele, fredda e aspra.
La paura che mi mise addosso fu più forte del dolore, tanto che gli ubbidii immediatamente, infilando la porta e dirigendomi verso la sala, dove, inebetito dal rum, sedeva il nostro vecchio bucaniere malato. Il cieco mi teneva stretto a sé, serrandomi in una morsa d'acciaio e appoggiandosi con tutto il peso, tanto che a stento mi tenevo in piedi. Portami diritto da lui, e quando mi può vedere grida: «C'è qui un vostro amico, Bill! Se non lo farai, ecco cosa ti faccio!» E così dicendo mi storse il polso, fin quasi a far perdere i sensi. Fra una cosa e l'altra ero talmente terrorizzato dal mendicante cieco che dimenticai il mio terrore del capitano e aprendo la porta della sala, con voce tremante gridai le parole che mi aveva ordinato. Il povero capitano alzò gli occhi e di colpo a quella vista l'effetto del rum svanì, lasciandolo sobrio, con gli occhi sbarrati. L'espressione sul suo volto, più che a un uomo terrorizzato, faceva pensare a qualcuno mortalmente malato. Fece l'atto di alzarsi, ma non credo che gli bastassero le forze. «Ora, Bill, resta seduto dove sei», disse il mendicante. «Non vedo, ma se si muove un dito riesco a sentirlo. Gli affari sono affari, dammi la mano sinistra. Ragazzo, prendili la mano sinistra per il polso e portala vicino alla mia destra». Tutti e due gli obbedimmo alla lettera e lo vidi far passare qualcosa dalla cavità della mano che teneva il bastone nel palmo di quella del capitano, che si richiuse all'istante. «Ecco fatto», disse il cieco, e con queste parole mi lasciò andare di colpo e con incredibile precisione e agilità sgusciò fuori dalla sala e uscì in strada. Quasi immobile, mentre sentivo il picchiettio del suo bastone sfumare in lontananza. Ci volle del tempo prima che il capitano ed io ci riprendessimo. Infine, però, e circa nello stesso istante, lasciai andare il suo polso, che ancora tenevo stretto, ed egli ritirò la mano e fissò intensamente dentro il palmo. «Le 10!» esclamò. «6 ore! Siamo ancora in tempo per fargliela!» e balzò in piedi. Nel farlo barcollò, si portò la mano alla gola, dondolò avanti e indietro per un istante e poi, con uno strano suono, cadde lungo disteso per terra, faccia in giù. Subito vicino e chiamai mia madre, ma era inutile precipitarsi. Il capitano era morto, stecchito, fulminato da un colpo apoplettico. Potrà sembrare curioso, visto che di sicuro quel tipo non mi era mai piaciuto, anche se alla fine cominciava a farmi un po' pena, ma appena vidi che era morto scoppiai a piangere disperatamente. Era la mia seconda esperienza con la morte e il dolore, per la prima, era ancora fresco nel mio cuore.